Omicidio di Castelfranco, domani mattina l'interrogatorio di garanzia per i 2 giovani arrestati, contestato a entrambi l'omicidio volontario aggravato, l'allarme del procuratore Martani, escalation di violenza giovanile, preoccupa il senso di impunità. Per gli inquirenti il video dell'omicidio realizzato da un testimone è un elemento chiave dell'indagine, in pochi secondi la terribile scena che ha portato all'omicidio. Migliorano intanto le condizioni di Alessandro Bortolami, forse il vero obiettivo dell'agguato, il giovane sarebbe fuori pericolo, il padre racconta, non sa ancora che Lorenzo è stato ucciso. Picchia un uomo davanti agli occhi della figlia dopo avergli rubato un monopattino e cellulare, ventenne denunciato dalla polizia, l'aggressione a Treviso. Rapinò una prostituta a Villorba, per il 45enne a processo, oggi la sentenza di condanna a 8 anni, la procura ne aveva chiesto la metà. Oltre 500 persone ad Arcade per i funerali di Davide Corazzini, il 22enne morto nel tragico schianto in auto una settimana fa, il saluto commosso degli amici, lo strazio dei familiari. Bimbi dell'asilo in preghiera alla moschea, 7 anni fa 2 macedoni che frequentavano il centro islamico furono espulsi dall'Italia perché sospettati di terrorismo. Lega all'attacco, l'imam si difende, non facevano parte della nostra associazione. Continua il caso delle suore in fuga dal convento di Vittorio Veneto, stasera a Ring le ultime novità sulla vicenda che ha scosso anche il Vaticano. Verso la 96esima adunata degli Alpini di Biella, anche la sezione di Treviso pronta alla partenza, porteremo nel cuore Giancarlo Gentilini, dicono. Sport rugby, sabato riparte lo United Rugby Championship, reduce dalla pesante sconfitta contro gli Stormers, il Benetton cerca la vittoria chiave sabato a Monico contro Glasgow. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati, il telegiornale di Treviso, questi i titoli, lanciamo subito come sempre il sondaggio già partito nel telegiornale del Veneto e che vedrà il suo esito a Ring. A pochi giorni dalla donata nazionale degli Alpini torna di attualità il tema della naia, alla luce poi anche delle tante violenze che vedono protagoniste le nuove generazioni. Vi chiediamo, giovani sbandati, reintrodurre la naia obbligatoria? Sì, 0422 162 6691, se per voi invece no, 0422 162 6690, chiamata come sempre gratuita. Continuate a chiamare, l'esito questa sera a Ring e poi vi racconteremo i tanti temi di cui si parlerà questa sera a Ring. Intanto questo è il sondaggio, continuate a chiamare. Allora ripartiamo proprio dalle episodi di violenza giovanile, una escalation preoccupante l'ha definita il procuratore di Treviso Marco Martani. È fissato per domani mattina alle 9:30 nel carcere di Santa Bona l'interrogatorio di garanzia dei 2 giovani arrestati per la morte di Lorenzo Cristea a Castelfranco. La procura ha deciso di contestare a entrambi l'accusa di omicidio volontario. Partiamo da qui. Omicidio volontario in concorso. La procura di Treviso ha deciso di contestare tutte le accuse a entrambi i giovani arrestati per la morte a Castelfranco del ventenne di Trebaseleghe Lorenzo Cristea e il ferimento di altri 3 amici che erano con lui alla discoteca Playa Beach Club di via Pagnana. Dopo il 19enne Badr Rouaji, studente di Montebelluna di origini marocchine, anche Taha Benani, 21enne richiedente asilo, dovrà rispondere di concorso in omicidio volontario aggravato, tentato omicidio, lesioni volontarie, rissa aggravata e porto d'armi, nella fattispecie un coltello. Per la procura ne sono stati usati 2 sabato sera, anche se ne è stato rinvenuto solamente 1. 3 i fendenti inferti a Cristea, addirittura 6, di cui 1 potenzialmente mortale, ad Alessandro Bortolami, il 22enne di Zerobranco rimasto per 2 giorni in pericolo di vita, che nelle scorse ore si è risvegliato, come ha scritto la mamma in un post sui social e come ci ha confermato dal citofono di casa il papà. Ho visto che era sveglio e basta, non ho parlato, non ho detto nulla. Siamo stati delicati, non gli abbiamo detto nulla, aggiunge il papà, neppure che l'amico Lorenzo è morto. Per i Bortolami un grande sollievo il miglioramento di Alessandro. Speriamo di sì, dai, speriamo. Mi spiace per il papà, per l'altro ragazzo. Bortolami sarà sentito dal magistrato appena possibile. Nelle scorse ore il pubblico ministero Giulio Caprarola, che indaga sul caso, ha ascoltato in ospedale a Montebelluna l'altro ferito ancora ricoverato, Alessandro Pepe, anche lui in miglioramento, spiega il padre. È un po' in miglioramento, è stabile. Stasera vado a trovarlo. Non mi ha raccontato niente perché non è ancora tanto ok. Cioè, ha raccontato queste cose
come si chiama, al PM. Siamo un po' addolorati del ragazzo che c'è, ma no, adesso io stasera vado a trovarlo e vediamo. Proprio Pepe avrebbe fatto riferimento a un altro coltello sul luogo dell'omicidio usato da Benani, testimonianze che insieme al video in possesso degli inquirenti contribuiscono a ricostruire un atto di violenza totalmente sproporzionato, dice il capo della Procura di Treviso Marco Martani, rispetto al presunto torto subito, di cui nelle prossime ore saranno chiamati a dare la loro versione dei fatti i 2 arrestati nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si svolgerà in carcere a Santabona. Dell'autopsia sul corpo della vittima si occuperà infine il medico legale Alberto Furlanetto. Il conferimento dell'incarico da parte della Procura avverrà probabilmente giovedì. Elemento chiave dell'indagine, il video di 8 secondi consegnato ai carabinieri da un testimone oculare dell'omicidio di Castelfranco e che testimonia una volta di più, come dicevamo, l'escalation di violenza giovanile che interessa la Marca come il resto d'Italia in una sorta di lotta per la supremazia, come l'ha definita ancora il procuratore. La stradina stretta, il fossato ai lati, i fari della macchina da dove la rissa viene ripresa con il telefonino che illuminano l'asfalto. Sullo sfondo lo scontro tra i ragazzi. Sulla destra calci, pugni, sulla sinistra uno dei giovani armati che sferra un fendente a un rivale. Dietro il buio della notte. È il video consegnato ai carabinieri da un testimone oculare del delitto consumato fuori dal parcheggio della discoteca di Castelfranco. 8 secondi che servono a cristallizzare la scena nella quale sabato notte viene ferito mortalmente Lorenzo Cristea e ridotto in fin di vita l'amico Alessandro Bortolami, forse il vero obiettivo della furia dei 2 italo-marocchini. Per la procura è un elemento chiave il video, una testimonianza senza filtri, fredda e oggettiva, che fa da perno alle indagini e intorno alla quale i racconti dei presenti, influenzati dallo shock, dalla paura, dalla concitazione, servono a comporre per intero il quadro e a raccontare l'ulteriore escalation di violenza giovanile che colpisce la Marca, così la chiama il procuratore Marco Martani, parlando di giovani che ostentano un preoccupante senso di impunità, dice, e che ammazzano senza motivo un perfetto estraneo in quella che il capo della procura definisce una lotta per la supremazia. E se noi facciamo passare il messaggio a questi giovani che questo è un modello di accreditamento sociale, cioè le persone che hanno ucciso hanno potere, hanno controllo, possono essere leader all'interno di un contesto sociale, rischiamo l'emulazione. Dobbiamo iniziare a mettere molto chiaramente dei paletti, dei limiti. Così in diretta al Ring lo psicologo e psicoterapeuta Casteller, secondo il quale è ora di alzare i toni in tema di criminalità giovanile. Io penso, e lo dico alle istituzioni, che sia arrivato il momento di far vedere la presenza, non dico repressiva, ma di controllo del territorio. Ogni 15 giorni o c'è un'aggressione o c'è un omicidio in questo territorio. Bisogna iniziare ad urlare, ad alzare la voce. E poi l'altro grande fatto di sangue terribile con protagonisti giovani e giovanissimi e che insomma ricorderete che ha scosso e continua a scuotere Treviso, l'omicidio in via Castelmenardo del 22enne Francesco Favaretto, fissata tra 2 settimane l'udienza preliminare del processo a carico del più giovane dei 5 ragazzi accusati di omicidio, un 15enne di Santabone attualmente rinchiuso al carcere minorile. Il suo difensore, l'avvocato Fabio Crea, è fiducioso però in un ridimensionamento delle contestazioni nei suoi confronti. Sentiamolo. Il 22 maggio è fissata l'udienza preliminare per il minore detenuto, quindi al momento solo il minore andrà a processo, visto che i termini di custodia cautelare per i minori sono dimezzati, quindi c'è la necessità di procedere più velocemente. Lui è imputato di omicidio e di rapina, però in realtà quelli che sono gli elementi acquisiti dagli inquirenti, il video e la consulenza medico-legale lasciano ampio spazio per la difesa del minore, perché riusciremo a dimostrare che lui non è stato coinvolto negli atti omicidiari. Nella dinamica e nella ricostruzione che si evince sia dal video che è stato acquisito sia degli attimi successivi, così come acquisita dalle testimonianze e dalle valutazioni medico-legali, si comprende che non è il minore ad aver colpito al collo il povero Favaretto. E quale sarebbe la ricostruzione alternativa? È che ci sono stati altri che hanno compiuto quel gesto. Il ragazzo, per quelle che sono le sue azioni, è
pentito in maniera importante, e cercheremo anche quelle che sono le strade per la giustizia riparativa, per un approccio anche conciliativo per quanto possibile nei confronti della mamma. Nei confronti della mamma, della vittima, c'è stata una qualche azione di avvicinamento, una qualche lettera? No, al momento no, ma ci sarà modo e tempo per poterlo effettuare. Omicidio di via Castelmenardo, acme di una situazione, quella delle baby gang a Treviso, che allarma da mesi, ed è tolleranza zero con chi delinque, disturba la quiete pubblica e un freno alle baby gang. Dunque la richiesta del sindaco di Treviso alle forze dell'ordine da tempo e anche alla polizia locale, e oggi sulla scia dell'attività dell'indimenticato comandante Andrea Gallo ha preso l'incarico ufficialmente il suo successore Patrick Antonello. Gli obiettivi che ci siamo posti come comando di polizia locale è di essere rigidi e inflessibili nei confronti di coloro che non rispettano le regole. Tolleranza zero per chi disturba la quiete pubblica, mette in atto comportamenti non rispettosi e soprattutto per chi commette reati. Sono le richieste che il sindaco di Treviso fa al neocomandante della polizia locale cittadina Patrick Antonello. Linea dura contro baby gang, ma non solo, che stanno mettendo da mesi sotto scacco la città. Predisposti all'ascolto nei confronti della gran parte dei nostri cittadini, che sono invece coloro che subiscono i comportamenti sbagliati ma che vogliono collaborare con la polizia locale perché credono che le cose si possono migliorare. L'attività della polizia locale continuerà nel segno o meglio nella continuità del comandante Andrea Gallo, e ciò significa che noi saremo impegnati su più fronti, in particolare su ciò che riguarda la sicurezza stradale, l'ambito della polizia, dei servizi di polizia stradale, l'ambito della sicurezza urbana e nell'ambito di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza in ausilio alle altre forze dell'ordine. Polizia locale che nel weekend è intervenuta in 2 incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza. In un caso l'uomo alla guida aveva un tasso alcolemico di 2,16 e l'altro di 1,63, ben oltre il limite di 0,5. Sono 25 le patenti ritirate o sospese per guida sotto effetto di alcolici da inizio anno, 50 per uso di cellulare. Dati allarmanti, commenta il neocomandante. Vigili impegnati anche nel contrasto all'abbandono di rifiuti. In linea con il comandante Gallo continua il lavoro della task force antidegrado. Un nucleo cosiddetto antidegrado per il quale all'interno del comando abbiamo dei professionisti che si occupano quotidianamente di questo genere di attività. L'obiettivo di individuare coloro i quali abbandonano rifiuti o comunque creano situazioni di degrado che vengono percepite dalla cittadinanza. E sempre a Treviso, in zona San Liberale, nel marzo scorso c'era stata una violenta aggressione ai danni di un 50enne derubato di monopattino e poi del cellulare, ma anche picchiato dal ladro davanti alla figlia. Il giovanissimo responsabile, un 20enne, è stato individuato dalla polizia. Ha notato quel ragazzo nel quartiere di San Liberale a Treviso a bordo del suo monopattino elettrico che gli era stato rubato alcuni mesi prima. Senza pensarci, l'uomo, 50 anni, in compagnia della figlia, si è avvicinato al giovane con l'intenzione di scattargli una foto per rivendicare la proprietà del mezzo. Il 20enne, con precedenti alle spalle però di tutta risposta, prima lo ha minacciato di cancellare le immagini per poi colpirlo con un pugno alla mano portandogli via lo smartphone da 800 euro. Era il 24 marzo, qualche settimana dopo, il ragazzo è stato nuovamente sorpreso a bordo dello stesso monopattino, questa volta da una volante della polizia che lo ha denunciato per ricettazione, restituendo il veicolo al legittimo proprietario. Nel frattempo sono proseguite le indagini degli agenti della squadra mobile che, dopo aver raccolto la testimonianza del 50enne e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine, nel corso di una perquisizione hanno anche recuperato e sequestrato gli abiti usati dal ragazzo il giorno della rapina. Ancora la cronaca giudiziaria, in questo caso accusato di aver rapinato una prostituta lungo la Ponte Bana per portarle via 350 euro, soldi che secondo lui servivano per pagare la psicologa dalla quale era in cura.
Un 44enne trevigiano è stato condannato a una pena di ben 8 anni di reclusione, quando il pubblico ministero ne aveva chiesti solamente 4, il doppio della condanna per l'uomo che anche oggi, come aveva già fatto a ottobre, ha parlato in aula rivolgendosi direttamente al collegio, sostenendo di esserci nei suoi confronti un vero e proprio accanimento. Nel corso di una precedente udienza a fine ottobre, lo stesso imputato si era rivolto al giudice con tono minaccioso: attento, ti conosco, aveva detto. I magistrati in quel caso erano stati clementi, allontanandolo dall'aula senza accusarlo di oltraggio alla Corte. Oggi la sentenza, 8 anni di reclusione per questo 44enne. Tra meno di 2 settimane avrebbe compiuto 20 anni Alessandro Maria Ronchi, stroncato da un infarto che lo ha colpito sabato. Il giovane di Montebelluna è morto ieri mattina all'ospedale di Treviso dopo 2 giorni di agonia. Il dramma che si era consumato in casa in pochi istanti. Alessandro si era accasciato a terra per il fortissimo dolore al petto improvviso davanti alla mamma e al fratello. La mamma aveva chiamato subito i soccorsi, aveva iniziato a praticargli il massaggio cardiaco in attesa dei sanitari, poi il ricovero d'urgenza con l'elisoccorso fino al tragico epilogo. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto non solo la sua famiglia, ma anche i suoi amici, l'intera comunità di Montebelluna. Aveva solo 3 anni in più, 22 anni invece, Davide Corazzin, morto la settimana scorsa, martedì scorso, proprio ad Arcade, in uno dei tanti, troppi incidenti stradali mortali nella Marca. Oggi pomeriggio oltre 500 persone ad Arcade per l'ultimo saluto. Una grande folla di amici e parenti si è radunata nella chiesa parrocchiale di Arcade per dare l'ultimo saluto a Davide Corazzin. Una profonda commozione ha avvolto l'intera cerimonia. Almeno 500 persone hanno voluto onorare la memoria del giovane 22enne, morto in un incidente stradale poco lontano dalla chiesa dove si è celebrato il funerale. I primi che hanno voluto rendere omaggio a Davide con parole cariche di emozione sono stati i colleghi di lavoro. Davide continuerà a vivere nei nostri pensieri, nei racconti condivisi tra colleghi, nei gesti quotidiani che porteranno con sé il suo ricordo, con affetto e riconoscenza, tuoi colleghi. L'incidente che ha strappato Davide alla vita è avvenuto il 29 aprile in via Roma ad Arcade. Il giovane si trovava a bordo di una Fiat Punto con 2 amici quando l'auto, in prossimità di una curva, ha urtato un muretto e si è ribaltata finendo nel fossato. Purtroppo Davide viaggiava sui sedili posteriori senza indossare la cintura di sicurezza e l'impatto si è rivelato fatale. Don Mario, parroco di Arcade, si è rivolto ai genitori di Davide per un messaggio pieno di affetto e commozione. Al papà e alla mamma di Davide voglio dire, so che siete in mezzo ad un mare di dolore e smarrimento. Io prego il Signore che voi genitori possiate stringervi in un abbraccio di solidarietà con i genitori di Cristiano e Denis. Questo vi aiuterà a superare la disperazione, a guardare avanti insieme perché ci sia un futuro di speranza per i nostri ragazzi. Arcade si è stretta intorno al 22enne, ragazzo sempre sorridente, entusiasta della vita e della gioia di divertirsi. Al termine del funerale gli amici, indossando le magliette con la scritta Cora, il soprannome di Davide, hanno fatto volare in cielo palloncini bianchi. Poi il feretro si è allontanato lasciando sulla piazza la scritta Ciao Davide con sotto un cuore azzurro nel pannello che l'amministrazione comunale di Arcade ha voluto scrivere per ricordare il ragazzo. Una donna di 76 anni, residente in Veneto, affetta da una grave patologia neurodegenerativa, si è vista negare dalla commissione medica multidisciplinare della sua azienda sanitaria l'accesso al suicidio medicalmente assistito richiesto 5 mesi fa. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, che segue il caso e secondo la quale Donatella, questo è il nome di fantasia della donna, rientrerebbe invece nei requisiti previsti dalla Corte Costituzionale. Secondo la commissione medica che ha svolto le verifiche, la signora è capace di autodeterminarsi, è affetta da patologia irreversibile che determina sofferenza intollerabile, ma non è tenuta in vita da un trattamento di sostegno vitale. La controdeduzione invece dell'associazione Coscioni è stata che la donna dipende totalmente dai propri caregiver per lo svolgimento di ogni sua funzione e sarebbe abbandonata a se stessa e destinata alla morte senza la loro assistenza. La donna ha inviato una opposizione con diffida alla decisione della Commissione
Il direttore sanitario dell'ASL ha chiesto per questo una rivalutazione urgente delle condizioni della 76enne al presidente del comitato etico, dal quale si attende ora la sua risposta. Continua a fare discutere il caso dei bimbi dell'asilo in preghiera al centro islamico di Ponte della Priula. Tanto più che nasce la nuova polemica dal momento che si è scoperto che 7 anni fa quella stessa moschea era frequentata da 2 cugini macedoni espulsi perché ritenuti potenziali terroristi di matrice jihadista. Era il 26 gennaio 2018, l'allora ministro dell'Interno Marco Minniti firmò l'espulsione dall'Italia di 2 cugini macedoni di 44 e 46 anni residenti a Conegliano e Susegana perché sospettati di aderire ad un'associazione finalizzata ad attività di terrorismo internazionale di matrice jihadista. Entrambi all'epoca dei fatti frequentavano il centro islamico di Susegana, lo stesso che qualche giorno fa ha ospitato un gruppo di bimbi di un asilo parrocchiale paritario di Ponte della Priula in gita scolastica. Un particolare che, se possibile, infuoca ulteriormente il dibattito sulla vicenda. Io voglio pensare che nel centro oggi non ci sia nulla a che vedere con quello che è successo nel 2018, ma siamo sicuri che portare dei bambini in un centro islamico che ha questo passato fosse la scelta giusta? Siamo sicuri che oltre alla scelta di portarli a pregare in una moschea dovessero anche passare per queste cose? Secondo me no. È una cosa nata male e finita ancora peggio. Raggiunto telefonicamente, l'imam Avnia Nurceschi evidenzia come si tratti di una vicenda risalente a ben 8 anni fa e come i 2 espulsi non facessero in alcun modo parte della loro associazione né tantomeno della dirigenza. E con un comunicato il centro islamico Emanette, nel ripercorrere quella mattinata, spiega come nel momento in cui l'imam ha mostrato ai bambini i gesti della preghiera rituale, alcuni piccoli di fede islamica, riconoscendoli, li abbiano spontaneamente imitati e a loro volta anche gli altri compagni si siano uniti per gioco in un momento vissuto con leggerezza senza connotazioni religiose o spirituali. Se quanto accaduto, continua la nota, ha urtato la sensibilità di alcune persone, ce ne scusiamo, siamo spiacenti che l'episodio sia stato percepito come forma di proselitismo. Intanto il confronto tra chi appoggia l'iniziativa e chi la contesta passa anche attraverso 2 striscioni apparsi nelle ultime ore. Da una parte quello esposto all'esterno dell'asilo dai genitori che recita "Siamo con voi maestre" e dall'altra quello della Lega Giovani Treviso con la scritta "L'islamizzazione non è istruzione". Inevitabilmente lo scontro continua a giocarsi anche sul piano politico. Ciò che è accaduto nel Trevigiano oltrepassa ogni limite. Le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia. E anche nel corso di Ring la polemica ha acceso la discussione tra gli ospiti in studio. Io posso capire che si voglia andare in quel centro islamico, che la scuola abbia anche magari legittimamente trovato questa forma per insegnare ai ragazzi che esistono altre religioni. Posso anche capirlo, anche se, come dice Alberto, io mi aspetto, portando i miei figli in una scuola parrocchiale, che abbiano altre attività, diciamo, diverse, e anche che molto probabilmente a quell'età credo sia un po' inopportuno, a mio avviso. Se le famiglie di questa comunità, di questa scuola, erano d'accordo in questo percorso, io eviterei di andare a fare polemica politica su questa vicenda qui. È una vicenda che, voglio dire, è stata decisa in una scuola, ripeto, cattolica peraltro. Io credo che dovremmo proteggere un po' i bambini da tutta la polemica politica che viene dopo. E proprio durante il dibattito è intervenuta telefonicamente Stefania, mamma di uno dei bimbi in gita nel centro islamico, che ha voluto stigmatizzare la polemica in corso. Ci diciamo così amareggiati per questa polemica che è evidentemente montata per altri scopi. Penso davvero che non ci sia nulla di peggiore di chi intenzionalmente confonde e, come posso dire, mistifica la realtà, forse per altri interessi, per strumentalizzazioni politiche, seminando di fatto quello che credo possa essere definito un odio gratuito. La visita alla moschea, che evidentemente è stata scambiata forse intenzionalmente, scientemente per pellegrinaggio, in realtà è stato un momento condiviso. Sento parlare di integrazione, il senso è quello, per carità, però davvero è lo specchio della nostra realtà, è quello che noi viviamo ogni giorno. Intanto, a poche ore dal conclave cresce l'attesa per conoscere il nome del nuovo Papa. Guardando i secoli passati, ben 9 pontefici avevano origini venete.
Negli ultimi 6 secoli la Chiesa Cattolica ha avuto come guida diversi papi provenienti dalla terra veneta, 2 bellunesi, 2 trevigiani e 5 veneziani, a cui si può aggiungere anche il bergamasco Angelo Roncalli, che era patriarca a San Marco al momento della sua elezione al soglio pontificio. Benedetto XI, Niccolò Boccassini, scelto nel 1303, arrivava dai domenicani di Treviso. Nel XV secolo 3 papi sono arrivati da Venezia: Angelo Correr, Gregorio XII, Gabriele Condulmer, Eugenio IV e Pietro Barbo, Paolo II. Passano più di 200 anni per avere un altro patriarca eletto in Vaticano. Pietro Vito Ottoboni scelse il nome di Alessandro VIII. Alla metà del XVIII secolo toccò a Carlo Rezzonico, Clemente XIII, ad oggi ultimo veneziano di nascita. Il primo papa bellunese fu Bartolomeo Cappellari, Gregorio XVI, dal 1831 al 1846. Il secondo è stato Albino Luciani, Giovanni Paolo I, per soli 33 giorni nel 1978. Arrivava da Riese Giuseppe Sarto, Pio X, pontefice dal 1903 al 1914. In conclave, in queste ore, entrano i veronesi Claudio Gugerotti, 70 anni, e Mario Zenari, 79, e i vicentini Fabio Baggio di Bassano, 60 anni, e Pietro Parolin, 70enne, fino allo scorso 21 aprile, segretario di Stato. E vedremo domani il rebus del conclave che inizia appunto domani a Roma con l'attesa in Veneto. Intanto ne andiamo velocemente in pubblicità. Di nuovo in diretta il telegiornale di Treviso, ripartiamo dalle penne nere verso la 96esima adunata nazionale di Biella. C'è anche ovviamente la sezione di Treviso pronta a partire con un omaggio nel cuore. Pronto, manca sempre meno alla 96esima adunata nazionale degli alpini di Biella. Strade e piazze sono già chiuse, si montano infrastrutture, totem e tribuna d'onore. La città, da poco più di 40.000 abitanti, si prepara ad accogliere oltre 400.000 persone radunate attorno al motto Alpini portatori di speranza. Tra loro moltissime penne nere trevigiane. Siamo in fermento, siamo in preparativi, tanti di noi si sono già avvicinati a Biella. E il grosso dei nostri alpini comunque raggiungerà Biella tra oggi, domani e soprattutto venerdì, quindi sicuramente c'è tanta trepidazione e voglia di festeggiare. Una piccola città che sta facendo di tutto per organizzarsi al meglio, ma i locali sono andati già sold out un anno fa, perciò i trevigiani si sono organizzati diversamente. I nostri gruppi sono soprattutto concentrati in prossimità di Biella, quindi a qualche chilometro dal centro, ma per dire molti dei nostri gruppi sono a Occhiepo Superiore, altri a est, ma soprattutto a sud di Biella, quindi diciamo mediamente a 5-10 km da Biella. I valori che porterete come ogni anno sfilando? Sono quelli che ricalcano il nostro statuto, il nostro credo, e quindi la solidarietà, la memoria di chi ci ha preceduto. Non mancherà un pensiero a Giancarlo Gentilini. Come tutti i nostri alpini andati avanti, verrà ricordato in ognuno di noi. Sappiamo che le ferree e giuste anche regole dell'organizzazione della Dunata ci impediscono di portare simboli, e soprattutto il nostro cappello, che comunque è un sacro per noi, ma al di là di questo ci saranno sicuramente all'interno di ognuno di noi, ricorderemo Giancarlo, ognuno a modo suo, ma per quello che ha dato e per la sua grande alpinità. E dunque le penne nere che sono in partenza o sono già partite per Biella, una grande festa che Antena 3 come sempre vi racconterà in diretta già da venerdì, primo giorno della grande festa. Sabato poi si entra nel vivo, i collegamenti con i nostri inviati per tutti gli eventi della giornata, e sabato sera alle 21 una prima serata proprio dedicata agli alpini e alle penne nere, e poi la domenica la giornata clou, come vedete in sovraimpressione, diretta dalle 7:30 del mattino, e per tutto il giorno il racconto dello sfilamento dell'80.000 penne nere fino al passaggio della stecca. Saranno anche giorni quelli del weekend di sport, con il Benetton Rugby che reduce dalla pesante sconfitta della tournée in Sudafrica contro gli Stormers cerca di tornare alla vittoria sabato a Monigo contro Glasgow. È una partita chiave per i playoff.
Abbiamo iniziato già la settimana motivati perché andiamo a scontrarci contro un'altra squadra molto importante e quindi diciamo lasciamo dietro gli Stormers e pensiamo alla prossima. Ecco. Lo spettro del 56-5 contro gli Stormers, che ha chiuso nel peggiore dei modi la tournée sudafricana, pesa ancora. E allora meglio resettare. I leoni di coach Bortolami al lavoro per preparare i 2 turni decisivi per restare in zona playoff, a partire dalla sfida di sabato sera a Monigo contro i Glasgow Warriors. Serve la testa, più di tutto. E fisicamente, arrivati a questo punto della stagione, non importa caricare tanto perché è importante recuperare, quindi è importante studiare bene l'avversario, essere al 100% il giorno della partita e anche tutta la settimana, che quello, se fai bene tutta la settimana poi è una conseguenza la partita e quindi ci stiamo focalizzando molto su quello, questo aspetto mentale. Arriva una squadra tosta che in Scozia non ha mai regalato niente, ma stavolta si gioca davanti al proprio pubblico. Questa partita la giochiamo in casa noi e sappiamo che in casa siamo una squadra molto competitiva, ma anche fuori, e solamente è una partita molto fisica, molto ritmi alti. Loro sono forti in quasi tutte le aree di gioco, sia in touche che in mischia, ma anche nel gioco generale. Quindi noi la stiamo preparando al meglio, è tutta una questione di testa. Una volta che entri in campo con la mentalità giusta poi è tutta una conseguenza, i risultati vengano e quindi l'importante è non ripetere quello che è successo a Stormers. Ecco. Intanto, poche ore prima del match, i tifosi potranno gustare un antipasto speciale della partita. Alle 11 del mattino agli impianti sportivi della Ghirada, l'amichevole tra gli omologhi più giovani delle squadre in campo a Monigo. Le compagini under 23 di Benetton e Warriors, una di fronte all'altra, test molto utile per gli staff tecnici di entrambe le formazioni e prologo della super sfida per restare in sella. 5 associazioni in piazza domenica scorsa a Aspresiano per ammirare le auto d'epoca e per salire a bordo delle mitiche Lancia Delta, un raduno nel nome della solidarietà. Il rombo delle Lancia Delta e le emozioni nei volti dei ragazzi con disabilità. A promuovere l'iniziativa Delta Integrale Senza Barriere il Comune di Spresiano e il Delta Club Italia. Assieme hanno voluto organizzare un autoraduno per supportare l'associazione Ogni Giorno per Emma. Così domenica i piloti si sono messi a disposizione delle persone con disabilità. Loro sono state le protagoniste di questa giornata, coinvolte anche le 4 comunità presenti nel territorio di Spresiano, Comunità Bambù, Casa di Nazareth e Casa Masetto e una comunità di Lancenigo, San Giuseppe. Dalla piazza di Spresiano i ragazzi disabili sono stati fatti salire a bordo della Delta e hanno potuto fare con i piloti un giro fino alla zona industriale ai confini con Arcade. Un'emozione unica per questi ragazzi, almeno una cinquantina, che hanno potuto apprezzare un percorso assieme a piloti esperti. Al termine il momento conviviale con un pranzo organizzato alla Sagra di Visnadello. Iniziativa questa che è partita proprio quest'anno, ma non rimarrà unica nel genere perché seguiranno altre edizioni. Vedere la felicità nel volto di questi ragazzi non ha davvero prezzo, ha spiegato il sindaco Marco Della Pietra. Quando vedi la solidarietà e questa interazione trasforma il momento in un'emozione grandiosa. Ringrazio di cuore il Delta Club, la Proloco e il Comitato Festeggiamenti Visnadello. È stata una giornata di festa per tutti, ha concluso il sindaco. Ben 25 le auto Lancia Delta che in corteo hanno fatto salire a bordo i ragazzi disabili tra sorrisi e tante emozioni. Adesso andiamo nel Bellunese. E partiamo dal via libera dal Parlamento europeo la procedura d'urgenza per la revisione della protezione del lupo, passo decisivo per la modifica della direttiva Habitat. Il voto giovedì. Merci beaucoup, chers collègues. Nous passons à présent au vote sur la demande de décision d'urgence. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La demande de décision est approuvée. Via libera a larghissima maggioranza la procedura d'urgenza sulla revisione della protezione del lupo. Alle 12, dopo l'ultimo appello contrario alla modifica della direttiva Habitat, i deputati hanno detto sì e già giovedì sarà votata la proposta della Commissione europea sul declassamento da specie rigorosamente protetta a protetta. Immediata la soddisfazione dell'europarlamentare di Forza Italia PPE Flavio Tosi, che parla di una svolta storica per la montagna, la pianura e gli allevatori. Nelle stesse ore anche a Roma, in Commissione Agricoltura al Senato, è arrivato l'ok alla risoluzione sulla direttiva europea. Un primo passo fondamentale per la gestione di quella che è ed è stata
una delle questioni più problematiche ormai non solo più per gli allevatori e gli operatori della montagna, ma anche per l'intera società. Un primo passo, afferma De Carlo, a cui dovranno seguirne altri per adattare la normativa nazionale e far vincere alle regioni quella timidezza che fino ad ora ha frenato la soluzione di un problema non più procrastinabile, aggiunge il parlamentare di Fratelli d'Italia. Operatori della montagna, allevatori e agricoltori vanno supportati con fatti concreti e non più solo a parole. Oggi finalmente si gettano le basi per la gestione e quindi soluzione del problema lupo e sono particolarmente orgoglioso che la Commissione abbia raccolto un consenso che va oltre la maggioranza. In Commissione si è astenuto il PD, contrario il Movimento 5 Stelle. Ora occhi puntati a Bruxelles per un 8 maggio che potrebbe rappresentare, come detto, una svolta storica. L'indirizzo politico dell'Eurocamera pare già scontato. Non si ferma l'alta della polizia perché ubriaca, inseguita, intercettata e multata. È accaduto nell'ultimo weekend fra Ponte nelle Alpi e la zona dell'Alpago, a un posto di controllo della squadra volante della questura di Belluno. La donna non ha accostato la vettura all'alta della polizia. Notata la targa, sono state diramate le ricerche che hanno portato gli agenti nelle adiacenze dell'abitazione dell'automobilista. Risultata positiva l'alcol test con valori ben al di sopra della soglia consentita dalla legge. È stata sanzionata per non aver ottemperato all'alte per guida in stato di ebbrezza, mentre il veicolo è stato sequestrato. Durante i controlli è stato individuato anche un giovane italiano che ha violato il Daspo Willy. Il ragazzo è stato denunciato. Infine un minore è stato segnalato alla prefettura per il possesso di hashish. Trasporto pubblico locale, la Regione stanzia i fondi al bacino bellunese, sono destinati 13 milioni di euro che entreranno nelle casse di Dolomiti Bus. Si riaccende il dibattito allora sulla discussa privatizzazione della società. Il riparto dei fondi per il trasporto pubblico locale deliberato da Palazzo Balbi per l'anno in corso farà arrivare nelle casse di Dolomiti Bus 13 milioni di euro. Sono fondi che dovrebbero garantire il servizio di trasporto urbano ed extraurbano in un periodo in cui la società palesa oggettive difficoltà. Da un lato la carenza di autisti, dall'altro la stretta sulle corse che stanno penalizzando gli utenti, specie quelli che vivono nelle terre alte. Pensavo in questi giorni che, visto e considerato che l'ente provincia ha un avanzo di amministrazione piuttosto corposo e una parte anche non vincolata, che forse potrebbe essere il caso di tentare di riprendersi la maggioranza della società Dolomiti Bus. L'assessore Bottacin lo dice senza troppi giri di parole. Fino al 2021 le quote di maggioranza della società erano della provincia, che successivamente, dopo la proposta di ricapitalizzazione da parte del socio privato, ha scelto di lasciare il suo pacchetto e di abdicare al suo ruolo di titolare. Evidentemente la provincia non ha più il peso e la forza di incidere come era prima, naturalmente, e questo credo, il fatto di riappropriarsi della maggioranza pubblica potrebbe essere un grande vantaggio, visto e considerato anche tutti i disagi che ormai conosciamo da tempo. Inutile riepilogarli, i racconti e le testimonianze di studenti e lavoratori potrebbero riempire il libro bianco del degrado e del cattivo funzionamento del servizio di trasporto pubblico locale bellunese. Tanto più oggi, con l'incombente evento olimpico, le richieste di rispetto del sacrosanto diritto alla mobilità sono sempre più numerose. Bottacin, Pungola, Palazzo Piloni. Io credo che forse un ragionamento su questo andrebbe fatto per verificare se ci sono le condizioni perché la provincia si riappropri della maggioranza di Dolomiti Bus, riportandola a essere una società di fatto pubblica. D'altronde la legge Madia impone che il socio privato detenga almeno il 30% delle quote societarie, non la maggioranza. Un progetto per la riduzione delle bollette dell'acqua dei bellunesi dal 2026 al 2033 utilizzando la riserva straordinaria dell'ex BIM GSP divenuta Servizi Integrati Bellunesi dopo la fusione con BIM Infrastrutture. L'ha presentato questo progetto ai vertici della società Giovani e Futuro, che calcola un risparmio per le famiglie e le imprese bellunesi fra i 4 e i 5 milioni di euro l'anno. In un contesto economico e sociale particolarmente delicato, afferma il presidente di Giovani e Futuro, Luca Frescura, le società a totale capitale pubblico sono chiamate a fare uno sforzo maggiore per non pesare ulteriormente sulle spalle dei contribuenti. Se il progetto dovesse andare in porto, si potrebbe rendere il risparmio strutturale per far diventare la provincia un esempio da seguire. Adesso a Sedico per parlare di mini appartamenti e un centro di servizi socio-assistenziali è il progetto di Co-Housing.
Del fondo comuni confinanti 2,5 milioni il comune di Sedico per un progetto che si chiama Abitare Insieme, iniziativa di co-housing per creare alloggi destinati a chi ne ha bisogno. Sono la creazione di mini alloggi per gente che ha bisogno, soprattutto italiani, magari dei genitori, delle persone che si trovano in separazione, cioè situazioni e casi sociali molto particolari. La convenzione tra fondo e comune di Sedico deve essere ancora firmata, ma sarà questione di giorni. Quella del sostegno abitativo e dei servizi adesso collegato nelle realtà locali bellunesi è una strada necessaria, quasi obbligata, che il fondo ha deciso di sposare in futuro anche con altri progetti. In molti casi è difficile trovare un appartamento in affitto, in molti casi non ci sono le risorse per trovare un appartamento in affitto, in molti casi ci sono delle strutture fatiscenti che non possono dare ospitalità a queste persone, ed ecco che in queste situazioni alcuni comuni, e non solo il comune di Sedico ma anche altri comuni, cercano di dare delle risposte. Il progetto prevede la realizzazione di 5 appartamenti provvisti di giardino e adeguata domotica, e in un'altra area attigua è prevista la costruzione di una palazzina che ospiterà tra gli altri il servizio di assistenza sociale alla popolazione. L'area individuata è quella di via Caldemessa, vicino alla casa di riposo. Non dimentichiamo quello che sta facendo la provincia autonoma di Trento con un bando specifico su territori con forte spopolamento, territori marginali. Anche quella è la strada. Quindi massima attenzione nel accogliere e ricevere delle indicazioni sociali, e massima attenzione anche nel dare delle risposte. Vi lascio come sempre al meteo, grazie per averci seguito. Arrivederci.